Ione. La paraula del Signor è plombà sore di Ione, fi di Amitai. I disè, Ieve su, e vate grande città di Ninive, e berle quintri di ie, che la sua tristerie e ieri vade su finché di me. Ione al partì, ma par schiampà a Tarsis. Lontan de presenze dal Signor, e là tiu a Iope sentivat una nave che steve parlà a Tarsis. Al paia il viaggio e al montasù, parlà con loro a Tarsis, lontan de presenze dal Signor. Allora il Signore al dischiadenà sul mare un aiaron, e sul mare si alzò un gran burlaccio, che la nave rischiava di là in sfascio. I marinari scaturizi si metterono a berlai, ognuno al suo Dio, e a buttare in tal mar tutte le robe che era sulla nave, per sligerile. Ione invece, all'era la tiute part plurimite de nave, ed istirat al dormiva come un cioc. Il sorestante sdrume le donne, e dice, perché dormi tu po'? Ieve su, clama il tuo Dio, se lo cor Dio al varare missione di noi e non us farà morire. E intanto si dicevano un culatri, Anin, tirin la bruschietta per sapere per colpe di cui che non si è plombate queste disgrazie. A tirare in la bruschietta e la bruschietta arriva a Ione. Allora i domandarono, continus, là che tu sei destinato e d'ontri che tu vignis. Dice tiere che tu sei e dice popolo. Un rispondè, io o soy un ebreo e o temi il Signor, Dio dal cielo che l'ha fatto il mar e la terra. Che gli oms acchiapparen un gran spac e i domandaren, poce has tu combinato? Difatti, ieri venuto a sapere che lui schiampava lontan de presenze dal Signore, come che urveve palesato. E i domandaren, c'è vino di fatti perché il mar si cidini per giore di noi? Che di fatti il mar aliere simpli pui sore sozzore. Un rispondè, chiappaimi e buttaimi tal mar, così il mar si cidinarà per giore di Watris. Difatti, ho ricognos che questo gran burlaccio us è capitato per colpe mie. Tal frattempo, loro ciririn di tornare a terra, ma di band, perché che il mare li era sempre più dischiadenato per giore di loro. Allora acclamarono il Signore e diserin, Signor, non sta lasciando morire per colpe di quest'uomo, e non sta fa colà sore di noi sangue innocente. Di fatto tu, Signor, tu hai fatto ciò che ti è paruto giusto. Poi aggaffare in Ione e lo buttare in tal mar. E allora il mar si cidinà de sue rabbie. Poi dopo che gli oms, gaffati di un gran timore dal Signore, gli offrirono un sacrificio al Signore e si avvodarono a Lui.